Tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ e oggi per GQ Telefono a Casa faremo una chiacchierata con Andrea Pinna. Vediamo se si collega con noi. Aspettiamolo, dovrebbe arrivare a momenti. Allora, intanto faccio un check qua. Allora, Andrea, siamo qua che aspettiamo te. Vediamo, Andrea. Aspettiamo che ci chieda di collegarsi con noi. Non lo vedo. Solo un attimo, un po' di pazienza. Momento topico. Andrea. Eccolo qua, eccolo qua. Adesso arriva, in attesa. Arriva. Eccolo! Eccoci, ciao, come va? Ciao Andrea, io sto bene, tu come stai? Bene, grazie, devo dire bene. Nonostante tutto, nonostante la situazione, abbastanza bene, grazie. Bene, scusa, dove sei esattamente? Sono nel corridoio di casa perché in realtà ho scoperto che in cucina, cioè quindi il salotto in cucina non prende bene per le dirette, quindi ho Ah avuto no, milioni di problemi e quindi ok, sono nel corridoio. Sì. bravo, bravo, ti manderò dei soldi per questo. Bene, Le ho provate tutte, guarda. Purtroppo non so perché, mi si capisce, però sì, in sala e in cucina non prende. hai conquistato la copertina di GQ per tutto l'anno, quindi Grazie. tutti i Mi mesi tenete sarai aggiornato, molto con bene. me. Allora, intanto come stai? Bene, sto bene, sono abbastanza contento di questo periodo, nonostante appunto ci Che circonda che non è stata una passeggiata, però personalmente devo dire bene. bene, bene, ma senti, dove hai fatto la quarantena? Che ormai, come dire, abbiamo uno sguardo sul passato, per fortuna siamo in una fase 2 verso la fase 3 o forse più verso la fase 1, boh, non so. Infatti. Siamo... Allora, Eh, la quarantena l'ho fatta a casa. a A casa casa? da solo. Qua, sì, Ok, sì. ok. E com'è andata? Allora, inizialmente male, nel senso che io non sono una persona abbastanza pettofolaia, quindi ma in realtà stare a casa non è che disturbi tanto, però l'idea di essere impossibilitati a uscire, anche se lo si vuole, all'inizio, ammetto, credo come tutti, mi ha fatto venire un po' d'ansia. Poi in realtà mi sono trovato benissimo, cioè mi sono trovato in una comfort zone meravigliosa. Poi insomma la nostra generazione trovo che abbia avuto poche certezze e la quarantena ce le dava, cosa che la fase 2 non ci dà. Quindi in questa fase, diciamo, paradossalmente stavo quasi meglio in quarantena. Ma senti un attimo, intanto mi faccio un po' gli affari tuoi. Eri da solo o in compagnia in casa? Solo. Ah, ok, quindi ti sei preso la casa tutta per te, giusto? Sì, sì, ho preso la casa per me. Guarda, in realtà all'inizio, col terrore dei miei genitori, insomma, sai, ah, sei da solo a casa, in realtà io ringrazio, perché almeno devo pensare solo a me e ai miei problemi, che già bastano per un gruppo. Ok. Però credo che, insomma, se avessi avuto un fidanzato, stando H24 insieme per 2 mesi, avrei visto delle crisi in arrivo. Anche perché sai che a quanto pare ci saranno un sacco di coppie che si lasceranno, per cui a causa convivenza forzata per via della quarantena, per cui, boh, non so, forse hai ragione tu. Sì, no, perché poi di base siamo tutte delle persone abbastanza impegnate, quindi i partner li vediamo al mattino quando escono e a sera per cena. Mm. Non potendo mai uscire, quindi già hai nelle fior di pelle, cioè tutto il giorno in casa, ti verrebbe comunque da sparargli alle caviglie a prescindere di base, quando è proprio nel weekend, come se vuoi, insomma, ricordo i tempi passati quando avevo un partner, ovviamente stiamo parlando del protozoico. Però sì, diciamo che alla fine devo dire anche l'opzione di andare dai miei, secondo me avevo litigato con mia mamma dal secondo giorno avrei finito post quarantena, quindi in realtà devo dire che è andata bene. Ma come sono cambiate le tue abitudini in tempi di quarantena? Nel senso che hai cambiato totalmente il tuo modo di vivere, che un po', non so, confondevi la notte col giorno perché magari finivi alle 4 di vedere delle serie TV, oppure in realtà hai fatto quello che facevi sempre? Allora, io facendo questo lavoro che sembra un lavoro, me ne rendo conto, lo dico anche io, sono profondamente abituato. Considera che il primo di novembre le Pellegrina compiono 10 anni, compie Ok. 10 anni. Quindi è da tanti anni che io fondamentalmente lavoro da casa, barra sto a casa tanto.
tanto. Ok. E infatti un po' mi è piaciuto, ho goduto, sono onesto, quando quelli che lavorano tutto il giorno sono sempre in giro dicono, beh, aspetta che stai a casa, insomma, bisogna anche trovare il proprio equilibrio. Quindi devo ammettere che non mi ha sfasato tanto gli equilibri, quindi no, non ho fatto le 5 del mattino per guardare le serie, anche perché sennò lo farei anche adesso, nel senso che con gli impegni di lavoro, eccetera, difficilmente con un timbro di cartellino, quindi insomma ho la possibilità di Certo. gestirmi. Ok, allora ti chiedo una cosa veloce, se puoi, perché qualcuno ce lo suggerisce, se puoi abbassare un pochino l'audio del tuo cellulare, perché forse è troppo alto la tua voce, insomma. Ok, provo. Ok. No, per cui scusami, quindi in sostanza, riassumendo, l'umore com'è adesso? Buono, no, l'umore è buono. Buono. Ok, va bene. Senti, io ho parlato con la mia mamma di te, nel senso che lei è aggiornata su tutto quello che faccio, chiaramente, per cui io ho detto che avrei fatto una diretta con te. Lei mi ha chiesto all'inizio chi fossi, ma questo lo fa anche parlando di mio No, padre. ma ha ragione nel mio caso. No, ti ripeto, è una cosa che fa anche quando ne parlo di mio padre, per cui, però poi si è, come dire, ravvivata perché comunque io e lei ormai facciamo solo delle gran videochiamate. Quando le ho detto, gli ho raccontato di te, quindi si è ricordata immediatamente chi fossi, no? Per cui chiaramente collegandoti all'esperienza di Pechino Express. Quindi noi facciamo questa diretta perché lei l'ha approvata. Ok, la ringraziamo, allora, la Che è salutiamo. una gran cosa, per cui sì, esatto. Intanto, insomma, volevo chiederti se ci raccontavi un po' di te, partendo, come dire, non so se dirti dall'infanzia, però insomma, per capire un attimo chi è l'Andrea Pinna, insomma, che tutti conosciamo. Una domanda facile, ti ringrazio. Allora, diciamo che mi sono sempre ritrovato a essere un po' complicato, sia come bambino che come adulto. Fondamentalmente non sono mai un informato, talvolta volendolo. Cioè mi è capitato di provare inconsciamente a somigliare agli altri, ma in realtà purtroppo, gli altri intendo alla generalità poi. Quindi sì, crescendo mi sono reso conto che sono un po' matto, ecco, quindi questa follia abbiamo un po' accettata, la stiamo accarezzando, cerchiamo di gestirla ai lati, però fondamentalmente sono una persona che io ho avuto come tutte le mie battaglie Mm. e Intanto diciamolo, sei nato e cresciuto in Sardegna, giusto? sì, Perché non sì. so a che età sei arrivato, sei milanese d'adozione, non so a che età sei Sono arrivato. arrivato a Milano 5 anni e mezzo fa, Ok, sì, quindi in che realtà non da tanto. ok. Sono nato e cresciuto in Sardegna, si sente, tra l'altro. Oh, E che zona? io sono di Cagliari, o meglio di Quartu, vicino a Ok. Cagliari. Mm. Sì, è una terra meravigliosa che ho scelto di lasciare e per lavoro, ma anche per mettermi in gioco. Insomma, non sono di quei sardi che maledicono Milano, ecco, per niente, anzi la ringrazio tanto. E comunque Milano è la città che ho scelto, quindi torno molto volentierissimo a casa per tornare più spesso, adesso ci sono un po' di problematiche, però ringrazio Milano e mi sento proprio un sardo a Milano, ecco, che poi è quello che sono. Scusami, una mia curiosità, hai un rapporto conflittuale con la terra d'origine oppure tutto procede bene? Allora, in realtà mi sono reso conto che non è conflittuale, ma essendo matto, ho le mie stranezze. Per esempio, a me non piace andare al mare, quindi io proprio se mi vuoi fare un dispetto mi devi portare al mare. E avendo la casa davanti al mare, essendo in pieno di Cagliari, questo fa sì che io tipo ad agosto abbia sempre evitato le vacanze in Sardegna, cioè proprio sono andato ovunque. L'anno scorso ho fatto 3 settimane negli Stati Uniti, in posti in cui non ci fosse il mare, appositamente per non avere quel problema là. Quest'anno il problema invece si porrà perché stare in Sardegna da mamma e quindi niente, stiamo al mare. Però al mare non ci vado, quindi rimango murato nei miei 18 gradi e scriverò alle persone come se fossi in un eremo. Diciamo che c'è una differenza ecco, tra il stare in Sardegna e il tornare da mamma. Cioè, se io avessi una casa in Sardegna mia, avrei una realtà differente. Io quando torno a casa, se non vado da mamma, la trovi col Kalashnikov a Elmas che mi spara. Quindi Mosè generalizzato, ho detto tornare in Sardegna comporta questo. No, e tornare da tua mamma comporta questo, quindi ho imparato a scindere. Diciamo che per me è la terra del grasso. Io posso stare 4 giorni che 3 kg li prendo sempre. Quindi mi piace tornare spesso e non troppo a lungo.
Bene, mi sembra un ottimo compromesso. Bravo. Senti, beh, come possiamo definirti? Abbiamo detto web influencer e scrittore, giusto? Sì. No, scrittore non lo dico, anzi ho Però fatto ci sono tre libri che circolano col tuo nome, due per la Mondadori e uno per la Feltrinelli. Come la mettiamo? Allora, io l'ho scritto, guarda, proprio come è uscito il libro ho voluto scrivere questa roba perché ho detto, Dio, poi un attimo che le persone farneticano, il fatto che abbia scritto un romanzo non mi rende un romanziere, il fatto che abbia un editore non mi rende uno scrittore. Fa anche rima, scusate, però sì, diciamo che gli scrittori sono altri, anche perché poi il mestiere dello scrittore, secondo me, come tutti i mestieri, è proprio una passione, una missione quasi, che io non ho, se lo dico onestamente. Mi Ma piace scrivere, potrei dirti che forse il mio mestiere è più scrivere stato su Facebook o frasi più o meno a effetto su Instagram, però non è scrivere romanzi, ecco. È una cosa che mi è piaciuta molto fare, che spero di rifare con tutta l'umiltà del caso. ok, scusami, e ci racconti perché hai scritto il primo libro e perché hai scritto il secondo e perché hai scritto il terzo? Perché il primo uno lo scrive, vabbè, ok. Il problema è più il secondo Allora, il e il primo. terzo, però in questo caso, nel tuo caso, è un romanzo, per cui come mai? È un romanzo autobiografico? No, no, Ok, noi abbiamo preso degli spunti, diciamo, basici che so, il protagonista nasce a Cagliari, fa il commesso come l'ho fatto io, però il resto è tutto inventato, anche perché poi ho voluto un po' sfogare la fantasia, cosa che non faccio sui social, infatti la gente rimane un po' basita, perché io purtroppo racconto la verità, cioè a me ne capita di ogni, cioè ho fatto un po', racconto il mio vissuto nello specifico, poi a me i romanzi, cioè, proviamo a staccarci da Pina che penso anche un po' alle voci. Perché ho scritto il primo libro? Il primo libro l'ho scritto perché bei tempi, scrivevo una quantità di roba al giorno, il 95% da buttare ovviamente, quindi ho voluto fare un po' una raccolta anche per io stesso capire un po' cosa stessi facendo nella vita, che ancora non l'ho capito, però è un passo avanti, era no, settorizzare. Poi il secondo libro quando sono arrivato a Milano, quindi per me è stata l'ho fatto prima di Pechino Express, cioè l'ho scritto prima di Pechino Express, che era il 2015, quindi ricordo l'ho scritto in 21 giorni, questa che cosa mi è eterno finché duro, giusto? esatto, sì, un titolo ovviamente da scrittore, figura la profondità, veramente delle pozzanghere. E quindi ho voluto lì in quel caso focalizzarmi sui miei aforismi, insomma, le mie frasi sull'amore, quindi sulla mia tragedia più grande. Cioè, diciamo che uno dei leitmotiv della mia ironia è appunto l'amore barra il volerlo, cercarlo, poi trovarlo, essere disperati che l'hai trovato, insomma, fondamentalmente un'infelicità ironica costante. Invece il romanzo è stata una scommessa. Che si chiama Volevo. gli altri, che è uscito da qualche giorno, giusto? Sì, sì, è uscito il 19 di maggio, si chiama I panni degli altri, è un romanzo molto leggero, ovviamente. Eh, anni avanti, però insomma. Certo, non è una lettura da ombrellone, anche se l'ombrellone non ci va, mi spiace, quindi è un libro altruista, io leggo in veranda, di solito. Una lettura leggera, che però, come tutte le cose, insomma, non è che uno sia proprio deficiente, insomma, un messaggio c'è. Mm. Io ho voluto trattare fondamentalmente la tematica del ragazzo alle superiori che si diploma, mi fa ridere che ridi sotto i baffi, ti amo, il ragazzo che si diploma, io per esempio nel mio caso ho fatto il liceo classico, non sai assolutamente nulla delle facoltà che ti consigliano tutti, quindi economia, giurisprudenza, medicina, cioè, perché dovresti iscriverti in medicina se non hai mai neanche fatto una respirazione bocca a bocca? Qua possiamo aprire mille parentesi. E quindi parlo proprio di quel momento là in cui le persone, la famiglia, gli affetti si aspettano da te qualcosa, tu la fai e poi ti ritrovi imbottigliato in una vita che non avresti mai voluto. Quindi quel momento là, che è un momento un po', nel mio caso, ma anche nel caso del protagonista, un po' di ribellione. Mi verrebbe da chiederti a questo punto se, come dire, il libro sia terapeutico oppure no, nel tuo caso. Allora, per me scriverlo un po' lo è stato. Leggerlo non saprei perché cioè, non l'hai letto, sì, però l'ho letto, l'ho letto quando l'ho scritto, quindi Certo. dovrei chiedere a qualcuno che l'ha letto. Secondo me
io non saprei, però penso che ci si possa riconoscere tanto. Cioè, io poi ritengo siano fortunate le persone che alla prima hanno seccato tutto, che gli hanno detto da piccini di diventare un avvocato e sono degli avvocati felici. Io sarei un pessimo avvocato, attualmente sarei un magistrato di merda, dico proprio una parolaccia, mia mamma avrebbe voluto questo, io nel cuor mio avrei voluto anch'io, e invece qua. Beh, dai, non è andata così male. No. Assolutamente, Eh. assolutamente. Tua Anche mamma è, perché ho sbagliato per conto mio, almeno quello. tua mamma è contenta? Adesso sì, prima meno. Prima quando? Beh, tu considera che io ho cominciato nel 2010 e vivo dalle pratiche nel 2011. Parliamo della parola influencer non esisteva. Su Facebook sono i fiori e i cuori e c'era Buongiorno Mondo e non era manco criticato ancora Buongiorno Mondo. Mm. Quindi ricordo la Ferragni era su Flickr, cioè proprio stiamo parlando del Paleolitico, quindi come fai a spiegare a una donna del 1952 che tu lavori sul web? Era un po' complicato. Quindi mia madre diceva mio figlio scrive barzellette, questa è stata la definizione per tanti anni. Adesso invece no, adesso che siamo un pochino più... Beh, ma questo perché anche tu fai parte di quella categoria di figli per cui, come dire, i cui genitori non sanno, non capiscono che lavoro facciano i propri figli, appunto, per cui insomma glielo spieghi, non capiscono mai. Per cui, Però insomma, devo dire che forse siamo diventati un po' gettonati, però adesso mi ha capito. Cioè, da quando vede insomma, l'influenza ha un po' capito, ovviamente nei ho capito, limiti sì, ho della sua capito. generazione, però adesso ha più presente. Prima invece era la labirintite totale. Senti, non so come mai, però ti metto le mani avanti come hai fatto tu poco fa col libro, dicendoti che mi vengono in mente solo domande perfide da farti, per cui insomma io te l'ho detto, per cui se sei a posto. Grazie, bello, buona sapersi. Eh, senti, invece, allora, scrittore abbiamo, insomma raccontato, invece la parte di web influencer come nasce? Allora, in realtà nasce un po' in maniera veramente casuale. Io ho cominciato vivendo di gadget, quindi vendevo t-shirt, che poi gadget, tra virgolette, nel senso che le mie frasi sono finite su delle t-shirt, la gente le comprava e non sapeva che le avessi scritte io, ok? Quindi non erano i miei follower che mi davano, tra virgolette, da mangiare. Quindi ho cominciato così, poi devo dire che ho sempre avuto una buona crescita e quasi mai una decrescita dei follower, eccetera, finché poi a un certo punto, anche grazie a Pechino, perché in realtà all'inizio ero uno sclerotico che scriveva su Facebook, Pechino mi ha dato un volto. Anzitutto ha chiarito che non sono una donna, che già questo perché questo parla di fidanzati di cose, sai quanti erano convinti che fossero le pelle di Pina? Non ti dico, cioè io ero Pina, capisci, anche transgender, invece Pechino mi ha dato un volto e soprattutto mi ha sbloccato su una roba che in realtà mi ha sbloccato pure troppo, perché io sono di quelli che non si è mai visto in TV, non ascolta i propri audio, non guarda le proprie dirette, le proprie story. Se le guardo magari ascolto ma non mi guardo, quindi non ho un bellissimo rapporto né con la mia voce né con la mia faccia, anzi tantomeno con la faccia. E invece Pechino lì stai e quindi insomma, mi hanno visto che strillavo come una pazza e quindi ho detto vabbè ormai l'abbiamo fatta. E quindi mi ha sbloccato e ho cominciato in realtà a raccontare poi, ecco, una cosa strana è che molti, cioè, questa cosa un po' mi criticano, io non guardo gli altri, ma non perché sia un intellettuale insomma, dalla penna particolare. A me annoia da morire guardare le storie delle persone, infatti io, cioè, faccio le cose sapendo che non le guarderei mai, cioè il mio profilo Facebook non segue la mia pagina, non perderei tempo a leggere le mie scemenze, ma non è umiltà, è proprio praticità. Non ho visto neanche Pechino, nel senso che andavamo a guardarlo, ma ci sono bere prima. Mm. Però ti dico, questo ha fatto sì che fossi un po' strano. Quando ho cominciato a fare le storie ci ho messo un anno, perché per un anno mi rifiutavo, no. Finché poi, insomma, ci si lavora e quindi mi hanno detto devi fare delle storie continue. E quindi ho fatto le storie senza guardare gli altri, perché se avessi guardato gli altri mi sarei ucciso. Quindi ho cominciato a fare le storie appena sveglio, tu mi hai fatto, che racconto dei miei problemi, mal ridotto. E questa cosa, paradossalmente, è stata la mia forza, nel senso, questo mette fuori che va bene così. E quindi da lì, insomma, le aziende, insomma,
Mm. Io non ho un grandissimo pubblico, nel senso che ormai vabbè, sul canale 5 3 giorni a 2 milioni di follower, però sono molto, ringrazio, sono molto fedeli, quindi sì, ho avuto dei piccoli primati nel mio caso. Quindi Parli dei tuoi follower, giusto? sì, 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 In sì. realtà tu chiami Oche, Sì, sì, le mie ocche perché sono ocche ovviamente. no- Cioè, non ovviamente in senso dispregiativo, tutt'altro. no, tu ti senti, io lo dico sempre, perché io rappresentato da me che sono il capomanda, quindi voglio dire, io sono ancora più occa di loro. Però sì, no, il termine ocche nasce perché, che so, se io ti racconto a tutti i ragazzi mi sono buttato dal balcone mi cagano, se racconto del mio ex, tutte lì, per esempio delle ocche, cioè volete sentire solo le cose scabrose, quindi scherzo ovviamente, però sì, un Senti, rapporto. faccio la stessa domanda che ti ho fatto prima per il libro. Volevo sapere se anche Instagram, nel tuo caso, i social in generale, sono terapeutici. Sì e no. Mm. Allora, sicuramente quando sto bene sono uno sfogo. Mm, allora, premesso che ovviamente in 10 anni ho imparato a non dare retta né troppo alle critiche, né tantomeno ai complimenti, perché te ne arrivano veramente se nuovo leopardi, quello me l'avevo dato a cioè, lì ho detto, vabbè, qua il mondo è finito, poi capisci perché le lezioni vanno così e il mondo, insomma, siamo un po' tra campo e company. Quindi, ecco, diciamo che non riescono più a intaccarmi così, però mi sono reso conto che quando non sto bene non li utilizzo, quindi in realtà i social sono proprio un termometro di benessere. Quindi più sto bene, più parlo e più dico stronzate. Però sì. Ok. Senti, Te la ridi comunque, sei perfido e anche ridanciano. Prego. vabbè, è andata così. Poteva andarti peggio però, ma anche meglio, per cui vabbè, complimenti. Senti un secondo, invece, quando arriva la Pechino Express, tutta l'esperienza televisiva in sostanza, com'è nata? Allora, è nata in realtà casualmente, nel senso che per Pechino non facevo, adesso non saprei, dei provini aperti al pubblico, ma mi chiamò, non so, uno di quelli che cercava, chiamò la mia agenzia, anzi mio ufficio stampa in realtà, gli disse guarda, no, hai qualcuno da propormi di particolari singolari, insomma, perché cercavo sempre delle cose un po' strane, e così feci il provino da solo. Mi chiesero come si sarebbe venuta in coppia, io proposi nell'ordine un mio caro amico mi ha detto no, parlare in sardo non si capisce niente. È top. Io ho detto sarebbe più con un mio ex, ma anche di quelli con cui non parlo, che abbiamo fatto gli ex, li avevo ucciso in Ecuador, ma neanche lì andava bene, finché gli ho detto guarda, io sono pigro, cioè non ci vuole fare niente, non corro neanche se mi rapinano, quindi vorrei andare con il mio personal trainer, 2 metri di uomo, poi alla voce di Candy Candy, glielo dico sempre, però comunque 2 metri, super muscolosa, quando mi porta qualcuno che mi aiuti, perché sennò qua manco la prima tappa, cioè mi sarei perso a Quito. Primo, certo. Loro vedono la foto e dicono, oh, ma è il classico muscoloso. Ragazzi, fermi tutti, questo ascolta soltanto Ivana Spagna. Al che Ivana Spagna, sì ragazzi, guardate, in palestra da luce c'è solo Ivana Spagna. Portacelo subito. Quindi siamo andati a fare il provino insieme. E ricordo che gli avevamo detto, come ti definiresti? E lui rispose, Roberto, che saluto, io sono la tomba di me stesso. Al che ho visto gli occhi degli autori diventare a cuoricino e ci ha preso. Uno che si definisce la tomba di se stesso, vedi con la maglia di Milano a Spagna, cioè, con un psicopatico alto, che poi sembra bassissimo, in realtà non sono così basso, è vero che è troppo alto, però insomma, sembra un nano. Senti, intanto come sta Roberto? Bene, l'ho sentito prima, sta bene, sta bene. Bene, Sì, ok. sì, l'ho sentito Sì. stamani. Siete amici, sì. Sì, 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 Ok, sì. perfetto. Assolutamente sì. Roberto come... Odio queste cose tipo comprate come la sorella della mia figlia, le odio, però lui è un po'... sa che io sono le più grandi donne, femmine, lui è un po' quello, il fratello maggiore, mi ha visto in condizioni in cui nessuno mi ha visto, perché a Pechino abbiamo passato di ogni, quindi io, per esempio, quando ho bisogno, so che Roberto c'è sempre, è lui che... Bene, bene, bene. No, tra l'altro, lo dicevi tu poco fa, io ti ho visto strillare mentre facevi rafting e poi, tipo, non so, quasi vomitare mentre mangiavi la lingua di mucca vecchia. Ecco, mi racconti per favore quali sono 2 aneddoti peggiori che tu hai vissuto durante l'esperienza di Pechino, Bangkok, eccetera? Sono tanti. No, però la curiosità era,
hai un po' finto delle volte, hai recitato una parte oppure eri No, terrorizzato e disgustato? Ok. no, allora, guarda, ti dico questa, la gente poi ammetto che può non crederci, ma hanno tolto il 90% delle mie urla, ma anche il 95%. Io, cioè, era una cosa... Io ero stanco di urlare la sera, cioè mi faceva male qua perché ti quelle urletti di qua, cioè, io ho urlato sempre, ma c'era un motivo. Guarda, ti dico questo aneddoto. Un giorno c'è stato un passaggio, un tipo che la macchina l'aveva rubata. Cioè, ma tu puoi, rubando una macchina, fermarti e far salire dei cretini col cameraman. Cioè, a un certo punto, ricordo un giorno eravamo in Perù, questo andava tipo a 120 all'ora, poi io sopra la macchina, ma lì soffro talmente tanto che figurati se ti davassi la macchina. E vedevo che in ogni curva c'era un sacco di croci e dice, io perdonami, disculpa, ma perché la gente muore? E praticamente questo andava con di freno a mano, quindi a un certo punto hai una percezione anche della tua vita completamente cioè dici chissà se arriva a sera. Quindi è tutto vero, ma soprattutto quello che c'è di verissimo non va in onda. La disperazione più totale. Però io ricordo qualcosa con gli insetti, forse, non... Sì, no, quello Esatto, è stato, delle scatole con dentro degli insetti, delle robe, è stato forse... il mio primo attacco di panico Ah, ok. nella mia vita, è stato il primo, non purtroppo l'ultimo. Allora, quando abbiamo fatto, faccio breve, che mi sto dilungando. Quando abbiamo fatto i provini, Mm. cioè, o meglio, superato il provino ci hanno chiesto quale fosse la cosa che temevamo di più. Giustamente, per metterci alla prova. Roberto rispose i serpenti e io risposi i topi. Ma se io vedo un topo per caso, io proprio cambio casa, cioè, sono rattofobico in una maniera quasi patologica. Quindi metto la mano nella prima teca e c'era un serpente. Quindi nella mia testa, prima o poi mi ho beccato il topo. Da lì sono entrato praticamente completamente impanicato, ho avuto un po' di panico, io vedevo i topi dove non c'erano, cioè la torta con la panna per me era una schiumetta che si cerneva il topo. Quindi è stato terribile. Ci ho messo un sacco di tempo. Stavo per perdere quella tappa per colpo, perché io ci ho messo una vita, non riuscivo. Ho vomitato 3 volte, direi, che belle notizie. Senti, qualcuno tra i commenti ricordava anche te nudo sulle dune. Vergogna, io volevo morire. Perché non c'è Ah, niente. io avrei voluto averla penale e rimanere vestito come ha fatto Paolo Barale, ma Roberto mi ha fulminato, quindi io ho messo la regola, se corriamo nudi, ti prego, mi correre davanti perché se ti vedo mi sento poco bene vomito. E quindi io ho corso davanti e lui dietro, un imbarazzo. Poi non sono di quelli che ama molto star nudo, cioè anzi quasi io mi porto le mutande in bagno per non fare il corridoio nudo, sono di quelli lì, quindi insomma, Ok, ok. traumi a non finire. Buono a sapersi. Senti, ma Fa. questa esperienza televisiva che cosa ti ha lasciato? Tantissimo, sono onesto, sia lavorativamente che anche emotivamente. Un po' mi dispiace, cioè sono onesto, la gara prende il sopravvento. Io lo vorrei rifare con un po' più di calma, cioè, e non vincerlo. Ecco, vorrei rifarlo senza vincerlo, Mm. perché io ho soltanto corso, cioè io non ho visto praticamente un tubo, perché poi sono gobbo, quindi corro così, cioè ho corso e basta, quindi sì, lo vorrei fare più di calma. Ricordo ho fatto una puntata con la Barale, eravamo felicissimi, camminavamo, ci guardavamo attorno, parlavamo con le persone, tutte cose che io mi sono sognato per 40 giorni. Mm. E invece c'è un programma TV che vorresti fare o come conduttore oppure semplicemente come dire, come partecipante, insomma? Sei pronto? Vai. Allora, innanzitutto vorrei essere intervistato da Dara Vignardi, questo è il sogno della Ah, vita. Quindi che sia l'assedio, che sia invasioni, non mi interessa, chiamarlo anche casa mia, che io, il mio sogno è Daria. tu sai che è tosta, eh? Lo so, appunto, io lavoro per quello. Peggio mi tratta, più sono felice, ma poi è stato Maso dell'intervista. Potresti, Eh, alternativa, se non ti chiama lei, potresti andare dalla Gruber a 8 e mezzo. Vedi che però anche tu mi scopri così, non mi fai continuare. Il Gruber io guardo 8 e mezzo mi va bene anche muto, perché mi basta la sua, cioè il suo fermo immagine per me mi dà coraggio per affrontare il resto della sera. Lì, poi io sono fan delle bimbe di Lily Gruber, cioè, poi sto facendo quindi Lily, infatti da poco Daria ha intervistato Lily e le mie coronarie non hanno retto perché era una combo, non sapevo chi pregare. No, invece se vuoi ridere, ti faccio ridere, io vorrei andare, c'è posta per te, perché il mio primo fidanzato è andato disperso, cioè il primo amore della mia vita
nonostante nonostante io non so più che fine abbia Beh, fatto. però dovresti aspettare tipo 40 anni, 50 anni, perché sai che fa quella Ma non ci arrivo, ma va, no, bisogna farlo adesso, no? ma sai che c'è quella sezione di c'è posta per te, per cui arrivano tipo dopo 40-50 anni arriva qualcuno che cerca Quindi di... devo aspettare. Eh, Ok, secondo me dovresti sarebbe meglio. aspettare ancora un po', che magari ricompare, per cui... Ma non sai dove sia finito? No, è terribile questa cosa, perché poi io racconto di tutti i miei ex, filo per segno nelle mie storie, ovviamente perché i contenuti letterari si sprecano. E lui veramente, io non, ho chiesto agli amici, nessuno sa che ne fa. Quindi le opzioni sono due, adesso a parte gli scherzi. O in galera, che è quello che mi auguro, nel senso, piuttosto che insomma defunto, quindi spero sia in galera, perché non si capisce, non si sa più dove sia finito. Quindi sì, potrei andare da Maria, sarebbe anche molto ridere. Speriamo che a questo punto prendano Maria Sei mortificata da tutto, no. di trovare questo desaparecido. Senti un secondo, allora, come sai, io lavoro a GQ, che è un giornale di stile e di passioni maschili. Parliamo del tuo di stile, mi racconti un po' questa cosa di te, questa parte di te, diciamo così, se riesci a definirlo e se c'è una parte del tuo guardaroba, se c'è qualcosa del tuo guardaroba di cui non puoi fare assolutamente a meno, una sorta di coperta di Linus, in sostanza. Allora, parliamo dello stile, parliamo degli assenti, no scherzo. Fondamentalmente sono cambiato molto negli anni. Milano paradossalmente mi ha... cioè sia più, secondo me, io avevo più preoccupazione di come andavo vestito quando stavo a Cagliari, quindi poi in provincia, che qua a Milano. Perché arrivato a Milano, ricordo, sai, c'è tutta l'armadio, le cose, mi ero accorto che la cosa più pratica che potessi fare per andare è a un evento, è a una cena, è dal dentista, era la divisa di Zara, cioè pantalone nero, maglia nera, barra maglia bianca. Tu vestito così andavi ovunque. Questa cosa diciamo che ha preso un po' il sopravvento, infatti mi vedi, e quindi diciamo che questo lessismore è diventato un po', un po' troppo forse a tratti, perché comunque, nonostante siamo appunto nella capitale della moda, mi piace, la moda è una cosa che seguo moltissimo, ma che non pratico su me stesso. Sono molto basic, molto sì, qualcosa me la compro ovviamente, però è molto più quello che, per dire, che desidero per gli altri o per le donne soprattutto, Mm. rispetto poi a quello che mi metto. Anche perché poi facciamo i conti con il nostro corpo, fondamentalmente torniamo sempre lì. Cioè, c'ho dei camicie stupende di Prada, me le metto, non ho le spalle e mi passa proprio la voglia. A quel punto vado da H&M e faccio più bella figura, almeno se mi sta male peso meno. Quindi sì, sono un po' mortificante questo discorso, me ne rendo conto, però è la verità. Sono molto pratico, molto Sarebbe, sportivo, però faccio uno sport. sarebbe stato meglio non trattare l'argomento stile a questo punto. Sì, stai morendo dentro. La mia Pazienza. coperta di Linus, no, ho dei pezzi che mi piacciono tanto, che per esempio, a me piace, ho una specie di cerato che beh, il colore fango, poi a me piacciono questi colori che non mi stanno per niente bene, tipo che sono un rosa antico, sono verde, ma non è frega niente. Vado molto volentieri, non so se dirne quasi, però insomma c'è una catena Bisognerebbe abbastanza essere un po' economica, adesso che altruisti in anche se questo le caso. cose mi... Com'è? Bisognerebbe essere un po' altruisti in questo caso, no? In che senso? Pensare agli occhi altrui, no, guarda. Non ho imparato questo egoismo. No, mi piacciono molto spesso cose che non mi stanno molto bene, ma me ne porto a volte me ne frego, a volte le compro e non le metto. Quindi ho dei pezzi tipo, da repertorio mio, che sì, che tengo così. Va, va bene. Sì, Senti, scioccato. scusami, il tuo uomo ideale come deve vestirsi? Diciamo che non deve dare troppo peso, ma neanche uno scappato di casa, ecco, cioè una via di No. mezzo. Mi piace ecco, vedere le persone, mi piacciono le persone non sempre troppo in tiro, ok? Però neanche vagabonde come me, quindi un pochino meglio. Però sono di quelli che insomma, che se ti metti lo smoking poi cioè, non può emozionarmi, non che lo usi di sabato perché non c'ho voglia. Perfetto. Beh, al di là dello stile, scusami, del modo di vestire, come deve essere, com'è il tuo uomo ideale? Paziente, visto il personaggio. È una persona paziente, molto diversa da me.
Cioè, ho sempre avuto dei compagni, dei fidanzati timidi tendenzialmente, o comunque silenziosi, ecco, non timidi. Invece io, cioè, adesso lascio Gerber qua, lascio Brett, è una. Non mi piacciono le persone che mi assomigliano. Mi piacciono come amici, ma non come fidanzati. Ok, va bene. Senti un secondo, Andrea, ho ancora due cose da chiederti che mi incuriosiscono di te. Intanto, che cosa farai da grande? Un po' dirlo. Io spero di continuare questa strada, quindi le evoluzioni che poi il web e i social ci permetteranno di fare, spero insomma di riuscire sempre a plasmarmi anche proporzione alle novità, perché mi fa una paura questa generazione nuova che sanno montare i video, fare tutto, io li odio, perché tra un po' chiederò l'accompagnamento o una pensione di invalidità, perché io non so veramente neanche montare un mobile di che ha figurati un video. Quindi sì, insomma, spero di riuscire a reggere il colpo sempre, perché per adesso devo dire mi sento privilegiato, ho la fortuna di viaggiare tanto, quindi sì, mi piacerebbe continuare, ecco, anche, soprattutto anche con i viaggi, che mi hanno molto arricchito e ho l'opportunità di farli per lavoro e anche perché ho del tempo libero. Ok. Senti, io di solito ho sempre fatto questa domanda che l'ho tenuta sempre per ultimo, che era cosa farai quando finirà la quarantena e si potrà uscire di casa, perché la quarantena è finita e di casa si può uscire, non si può fare tutto, però c'è qualcosa che ti manca ancora, che non si può fare, che vorresti tanto fare per, come dire, per riconquistare le vecchie abitudini. Sì, mi piacerebbe, adesso che fa il tempo, mi piacerebbe interrarsi a tutti i miei amici, ma non posso. Quindi me li rateizzo. Nonostante per fortuna gli spazi ci siano anche per le distanze, però per fortuna la famiglia che ho qua a Milano sono i miei amici, quindi non sono due. Ok, senti un secondo, e tornando al discorso di poco fa, c'è qualcosa che bolle in pentola in casa Pinna, come progetti imminenti? Allora, di particolarmente eclatante no, insomma, il lavoro, beh, allora, diciamo che qualcosa bolliva, sì. Però non potendo più viaggiare abbiamo rimandato tutto, quindi non ne parlo perché Ok, appunto siamo in questo momento. Diciamo che, ecco, con la promozione di questo libro mi è venuta l'idea per il prossimo, ma non si sa neanche se me lo faccio. Chissà, mi è venuta l'idea per il prossimo. ah, bene, Quindi, magari ad agosto, mentre non vado al mare, sì, ma va bene. Ok, ultima cosa, cosa farai quest'estate? bella domanda. Andrò in Sardegna, Mm. non al mare, quindi mi godrò nipotini e mamma in company finché reggerò. E poi no, se si potesse andare in montagna, mi piacerebbe andare qualche giorno in montagna, perché io il caldo non ce la faccio. Ok. Va bene, senti Andrea, sei stato molto simpatico, io come dire sono un tuo fan, per cui tu mi hai fatto sempre tanta simpatia, per cui mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata con te, perché insomma per diverse ragioni che non dirò in diretta, per cui grazie davvero, sei stato davvero Grazie a te. super simpatico e ti faccio mille in bocca al lupo anche per Grazie, Pepi, a te. che chiaramente leggerò. E niente, spero di incontrarti dal vivo da qualche parte, ovunque sia, perché significherà che in qualche modo siamo tornati alla nostra Esatto. vita di sempre. Va bene? Grazie mille, spero anch'io. Grazie, ti Grazie abbraccio. a tutti, ciao, ciao, buona serata. Grazie, ciao.